Oggi siamo nello studio di Giorgio Fornasier. Allora, io Giorgio l'ho conosciuto, ma ero ragazzina, sicuramente non ancora maggiorenne, quando ancora cominciavo a girare col registratore alla ricerca di canti sconosciuti. Quando ho incrociato Giorgio e Gianni assieme, lì ho scoperto che qualcuno molto prima di me, ma molto prima che io nascessi, aveva già cominciato a girare il mondo e raccogliere queste storie nel mondo. Quindi insomma questa scoperta è stata incredibile. Con Giorgio qualche anno fa è nata questa senso di ritrovo, come un ritrovarsi e riconoscersi con uno stile molto che caratterizza Giorgio, che è l'umiltà, cioè il fatto di dire fin qua mi so, da qua in avanti non so più. E questa cosa è quello che più mi ha spinto ad avvicinarlo come persona, come ricercatore e come Strassariol de Anime. Ciao Giorgio! Ciao, e l'altra cosa in comune che mi non sapevo è che entrambi abbiamo fatto studio di canto Lirico. classico, canto lirico, pensati. Ah, sì. E pur essendo votati per il canto popolare, amanti di canto popolare ed autore, abbiamo studiato per saper cantare. Sì, sì, sì. Ma come nasce questa tua passione musicale? Cioè Allora- Giorgio musicista, come nasce? Allora io vengo da una famiglia poareta, in centro a Belluno, a pochi metri dalla chiesa di Santo Stefano. Mia mamma aveva una bellissima voce da soprano naturale e cantava sempre, più c'erano problemi e più cantava, quindi io sentivo sempre mia mamma che cantava le arie d'opera, le canzoni del tempo. E poi io, essendo a 2 passi dalla chiesa, la frequentavo come si frequentava allora, però io ero sempre in cantoria. E a 6 anni, pur di essere vicino all'organo e ai cantori che cantavano le messe del Perosi, io operavo sul mantice, perché ancora non c'era il motore elettrico, e ero affascinato dalle voci dei cantori di allora, ma soprattutto del tenore solista e il suono dell'organo. All'età di 6 anni mio papà mi porta a vedere la mia prima opera dal vivo, il Don Pasquale Donizetti. Per me è una folgorazione e ho deciso che sarei diventato un tenore lirico. E ho fatto una testa così al mio maestro alle scuole elementari e mi sono preso i libretti, avevo imparato tutte le romanze dei tenore, del Rigoletto, della Bohème e della Ida. A quell'età là. E lì ho avuto il primo impatto negativo, perché chi insegnava musica alle scuole Gabelli di Belluno era il famoso maestro Prosdocini, e si vede che aveva la giornata storta. Il mio maestro ha voluto a tutti i costi che mi ascoltasse cantare e mi ha detto: te sei stonà, non te canterà mai. Anche a me, a Anche a 12 te. anni mi ho capito. Cioè, doccia fredda. Allora ho lasciato un po' da parte questo sogno da bambino, che poi invece si è realizzato, e all'età di 9 anni ero a letto con gli orecchioni e allora non si prendevano antibiotici, si aspettava che passasse come fa i gatti, e mi annoiavo. Ho detto a mio fratello: vai giù da Bruno in via Rivizzola, perché ho visto che ha su un angolo un vecchio mandolino, e mi ha portato il mandolino e io a letto ho imparato a suonare il mandolino, perché mio papà suonava la mandola nella mandolinistica dei salesiani. Mi sono fatto perfino sangue sulle dita pur di suonare. Quello è stato il mio primo strumento, uno strumento importante, però prima il mio sogno era di suonare il pianoforte e l'organo, tanto che in cucina c'era quei fornelli elettrici di ferro smaltato con le 2 piastre, io l'alzavo, mettevo un foglio e quello era il mio pianoforte, sentivo delle melodie eccezionali. All'età di 10 anni io ero sempre in cantoria, amico di tutti. Il mio vecchio parroco, dimostrando una sensibilità e un coraggio non da pochi in quegli anni là, mi dà il permesso di andare in sala parrocchiale e studiare sull'armonium. Da solo,
basta fordello elettrico. Ho uno strumento vero, coi pedali, e trovo un metodo. Io prendo quel metodo, me lo leggo e imparo a leggere e poi a scrivere, però a leggere la musica, e l'orecchio era molto buono e comincio a capire qualcosa di armonia. A 11 anni e mezzo sono già secondo organista della parrocchia di Santo Stefano, ma non toccavo neanche i pedali e faccio le cose minori, quindi i vespri, i fioretti di maggio, però per me suonare l'organo, che è rimasto sempre il più grande strumento della mia vita. Poi sai, si cresce, a 13-14 anni è l'età della spizza, e si comincia a guardare le ragazze con un occhio diverso, e ho notato che quando io cantavo gregoriano e Perosi non mi fregava niente, allora ho imparato a suonare la chitarra. Nel 1960 imparo a suonare la chitarra come si usava allora, che non esistevano le chitarre elettriche, col sovramanico. Ancora oggi suono col sovramanico. Da una chitarra acustica dovevi fare la parte ritmica, solistica, basso e ritmo, cercando di imitare il più possibile i dischi che ascoltavo, e quello mi apre un mondo non solo di successo con le ragazze, ma faccio il primo complesso rock che comincia a diventare famoso, comincio a girare, mi diverto e dimentico un po' la chiesa, non tanto, dimentico, ma nel frattempo io frequentavo ai campeggi dell'Azione Cattolica, avevamo 11 anni, Gianni Secco, figlio d'arte di un capocomico della filodrammatica di Belluno, e facevamo teatro assieme, eravamo antagonisti, lui raccontava barzellette e io cantavo. Però poi ci siamo trovati assieme nel 61 in un coro in montagna, e questa è stata la svolta importante che poi si ascolterà nei Belumat, perché noi cantavamo quei baritoni. La parte da baritono su un coro maschile a 4 voci è la parte più difficile, meno orecchiabile, ma fondamentale per creare gli armonici. Se tu, invece che quando un canto popolare, invece che fare la terza come fanno tutti, fai una parte a baritono, sembra che siamo in 4, invece siamo in 2. E questo spiega. Quindi ho fatto tanti anni di coro in montagna, e poi ho fatto 25 anni di polifonia classica, cantando anche il Palestrina, e ho imparato molto sulla dizione cantando il gregoriano. Questa è. Poi ho fatto qualche parentesi di strumenti a fiato che poi non ho continuato, e mi sono specializzato col pianoforte e ho cominciato a scrivere canzoni già nel 60. E ne ho scritte 176 a oggi. Poi altra svolta che sembra drammatica, ma che mi ha temprato, quando ho cominciato a lavorare in una fabbrica di Galliera Veneta, macchine per la pasta, nel 69 mi taglio 4 dita della mano destra. Il mio primo pensiero: non suono più pianoforte. Come sarà? E lì nascono i Belumat. Ecco, questo tu non lo sai, perché i primi a arrivare in ospedale, io stavo un male cane, è stata Memorosa, che è mia moglie, mia mamma disperata, e l'amico di sempre Gianni Secco. Entra dentro e fa: che manina! E io dico: la destra, par fortuna te puoi suonare la chitarra. In questo momento drammatico lui mi ha dato la via d'uscita. E così è stato, però io non mi sono rassegnato e mi sono legato uno spago qua e tira, e oggi faccio le ottave e sono organista in parrocchia. Nonostante che il chirurgo mi avesse detto che avrei avuto una mano paralizzata dal colpo. Sono cose. La musica muove un po' tutto. Ho continuato a cantare polifonia classica, ho cantato canzoni mie, cantato musica rock, però il sogno di fare qualcosa da solista è emerso quando avevo 40 anni e mi trovavo in Brasile con i Belumat alla Semana Veneta di San Paolo del Brasile con la Regione Veneto.
Eravamo in un grande ristorante italiano e si cantava tutto in Veneto, solo che gli italo-americani presenti erano tutti napoletani. Porco cane. E allora, Gianni, mi interrompo, cante. E allora io ho cercato di venire incontro a loro e c'era un pianista che mi accompagnava, un pianista italo-brasiliano, e faccio alcuni brani napoletani. Dopo i primi brani che non erano molto alti, mi arrischio a fare Tu che non piangi, con l'acuto sulla acuto. E mi è venuto così bene che ho detto, no, un basso non fa un la acuto. Di nascosto da Gianni, perché è sempre stato geloso, ho fatto un'audizione al Conservatorio di Venezia e mi hanno detto che ero tenore. Da un lato mi è venuto da piangere perché ho buttato via la carriera, ma dall'altro ho detto no, avrei più fatto quelle cose straordinarie che ho fatto prima e che sono alla base di tutta la mia storia musicale e la mia creatività. E ho cominciato a studiare forte con 3 insegnanti, tutte donne, perché volevo che mi insegnassero la tecnica e non l'interpretazione. E ho fatto 20 anni di carriera tenore lirico, soprattutto in America, soprattutto di musica barocca. E mi sono preso sta grande soddisfazione. E mi ricordo al Teatro Municipal di Asunción, in Paraguay, con l'orchestra sinfonica, quando ho cantato Che gelida manina e non c'era lì mia mamma. Cosa avrebbe pagato mia mamma? E che cantava l'opera. E allora ho realizzato anche quel sogno. Allora io dico sempre, non bisogna mai scoraggiarsi, bisogna avere fiducia, consapevolezza dei propri limiti, prima cosa. E poi fiducia nelle proprie capacità, non ascoltare chi non ti conosce. E si fa, e si va avanti. Sì, anch'io penso che se non avessi avuto mio padre nell'ambito musicale, quindi nella costruzione di fisarmoniche, probabilmente non avrei mai fatto la musicista, perché proprio sono quelle stroncate che ti vengono date nel momento in cui sogni un qualcosa di diverso. E poi invece la vita comunque, mi dico sempre, trova strada per farti fare quello che vuoi. È incredibile, sì. È incredibile. E poi acquisti anche una certa apertura mentale, umanità. Per esempio, adesso che faccio l'organista parrocchiale, mi piace personalizzare i funerali. Scegliere il canto giusto per la persona che è morta, secondo la sua vita, e questo è molto apprezzato, che gli altri organisti di solito non fanno. E inserisco anche qualche canto popolare, e questo è molto molto importante, perché lo dico sempre al mio parroco, preferisco un matrimonio senza canto che un funerale senza canto. È fondamentale accompagnarli in gloria, sì. Chi va è contento. Ascolta Giorgio, la partenza dei Belumat, quindi questo duo, a un certo punto nasce un duo che in questo momento, l'impressione che ho io girando il bellunese ormai da 15 anni abbondanti in modo importante, mi sono resa conto che in tutto il Veneto, ma credo che nell'arco alpino non esista una provincia che si riconosce in una sonorità così forte e identitaria come è per la provincia di Belluno riconoscersi nei Belumat. Cioè è come un biglietto da visita, è come essere portavoce, ma questo non l'ho trovato solo qui, l'ho trovato anche all'estero, laddove incrociavo dei bellunesi, mi chiedevano di fare una canzone vostra, non una canzone de montagna, che non è da noi la montagna, la sonorità della montagna non è quella del coro alpino, è quella di Belumat, cioè la montagna veneta, di Belumat, e quindi un duo che ha fatto la storia. Quindi questo mi chiedo, com'è che nasce questo duo, ma com'è che nasce soprattutto il repertorio dei Belumat? Allora nasce, la base sono 50 anni di amicizia, avevamo 10 anni e eravamo in antitesi e 2 caratteri opposti, proprio opposti, ma d'altra parte dal più e il meno scocca la scintilla, no? E Gianni lui figlio unico, io invece il terzo di 4 fratelli, sono sempre stato il suo fratello. E lui esuberante,
qualche volta eccessivo, aveva bisogno di qualcuno che lo tirasse, ma lui era soprattutto un grande osservatore e uno straordinario poeta. Io, musicista, compositore, lo conoscevo intimamente e a fondo, per cui io sapevo già dove arrivava e lui sapeva già che musica avrei fatto io. Negli anni d'oro dovete sapere che io, qualche volta, se l'ispirazione veniva a me da un incontro con una persona tipo Vedova Bianca o l'incontro ad Abu Dhabi con i ragazzi che lavoravano sui cantieri Baracca, gli telefonavo appena rientrato dal viaggio, gli spiegavo la storia. Tempo mezz'ora, un'ora, mi arrivava un fax. E quel fax io lo appoggiavo sul pianoforte e partiva la canzone, e nasceva là. Questa è una cosa straordinaria, ma Gianni era come se fosse stato con me ad Abu Dhabi, con me a parlare con la Vedova Bianca. Eravamo una simbiosi e lui sapeva quello che io sapevo tradurre sulle note, lui sapeva tradurre nelle parole e interpretava. Io ho un figlio disabile, ho fatto una come un peccato sui genitori che nascondono i figli disabili perché si vergognano di loro. E quando gliel'ho detta, Gianni l'ha scritta come se fosse lui il genitore di un bambino disabile. E questa è la roba meravigliosa, e questo ci ha fatto creare un centinaio di canzoni in 35 anni. La ricerca è stata una cosa fondamentale per voi, anche la ricerca, soprattutto nel Sud America, cioè quando nessuno parlava di Sud America, voi siete tornati a casa è partito da te, vero? Sei tu che sei andato per primo lì? No, la prima volta siamo andati noi due nel 76, ma siamo andati con una delegazione ufficiale e i politici e le associazioni trevigiane, bellunesi del mondo, vicentini del mondo, mi dispiace dirlo, iva solo dai signori e nelle grandi città. Noi eravamo là per incontrare la gente. A Caxias do Sul avevamo un concerto e abbiamo cominciato a invitare la gente per strada a venire al concerto e ci hanno detto no, noi ne vol. Questa cosa ci ha scioccato. Da quella volta là siamo andati quasi tutti gli anni a spese nostre dai Poiret e abbiamo trovato delle cose meravigliose e abbiamo raccolto centinaia di canzoni, di canti che ci hanno ispirato, che ci hanno spiegato quelli che avevamo trovato qua, che hanno completato quelli che abbiamo trovato qua. Sì, prima mi raccontavi della prima guerra mondiale, di questi ragazzi che sono partiti. Ecco, una cosa che qui nessuno sa è che i figli degli emigranti partiti a fine 800, nati in Brasile, brasiliani, sono venuti a difendere l'Italia durante la guerra prima del 15-18. Ma chi glielo faceva fare? Non erano richiamati, erano sì richiamati, ma da un amore patrio che noi ci sogniamo. E tanti sono morti, ma voi non troverete nessun monumento che li ricorda. Troviamo i morti austriaci, i morti francesi, gli inglesi, ma non gli italo-brasiliani. Invece loro sono tornati, hanno portato i reperti di guerra che si trovano in tutti i più piccoli musei del Rio Grande do Sul e di Santa Caterina, ma hanno riportato anche le canzoni che cantavano in trincea, che sono completamente diverse da quelle che ci cantano i cori in montagna. Che voi avete raccolto? E che noi abbiamo raccolto. Racconta di che storia che te ha trovato questi qua in mezzo a foresta che cantava Bombardano Cortina, ecco, senza sapere di cosa chi contava. C'è un paesino vicino Santa Maria nel Rio Grande do Sul, si chiama Ivora, inizialmente era Nuova Udine perché sono arrivati i friulani, e era gente che oltretutto ci ha impressionato perché meticci, quindi misturati con gli indigeni locali. E c'era anche un negro, lì è stata una battuta straordinaria, c'era anche un negro che parlava un dialetto meraviglioso. Allora Gianni gli fa, ma sei tu italiano anche a te? Sì, ma fatto de notte. Bellissima risposta immediata. E vedere sto negro che mi canta Bombardano Cortina, che parla delle Tofane, del Castelletto, della strada Dolomiti, e non sa neanche dov'è l'Italia.
cioè è una cosa, e ho trovato delle strofe che qui non si conoscevano, e questa è una ricchezza, ma questa è la ricerca che va a confermare la nostra creatività. Noi abbiamo creato sul posto, sulla situazione attuale, non nostalgica, ma sulla società attuale. Ecco perché le canzoni di Belumat sono ancora molto attuali. E adesso, Giorgio, perché in realtà ti si vede molto più adesso, almeno nelle nostre zone trevigiane, bellunesi, veneziane, ti si vede molto più adesso, sei diventato un punto di riferimento molto importante per tutto quello che è lo spettacolo storico riletto e fatto comprendere, piuttosto che 20 anni, 30 anni fa. Perché questa cosa? Perché io ho un repertorio vastissimo. Come dicevo prima, io ho spaziato dalla musica rock alla musica barocca, a John Baez, ai canti popolari americani, mi sono interessato un po' di tutto. So a memoria tutte le canzoni di Beatles, per esempio, che mi hanno ispirato non poco sulla mia sonorità di chitarra. Tutta questa cosa e quello che ho imparato con i Belumat mi hanno creato un repertorio vasto, per cui io posso fare. Attualmente io ho una gamma di circa 25 diversi concerti su diverse argomentazioni, conferenze, concerti, come quella sulla musica delle riduzioni gesuitiche del Sud America, che mi ha dato grandissime soddisfazioni. Questo mi dà la possibilità di offrire alla gente la possibilità di sentire un repertorio molto vasto che accontenta un po' tutti. Ma l'altro aspetto è che per scelta mia, dopo il 2007, con lo scioglimento di Belumat, d'accordo con mia moglie, abbiamo deciso che io avrei cantato sempre e comunque gratis, possibilmente per scopi benefici. Quando non c'è uno scopo benefico locale, chiedo se raccolgono soldi per le iniziative che sto seguendo. Attualmente ne ho una in Africa, una in Italia e una a Cuba. Io ho aiutato un sacco di persone, anche perché, come accennavo prima, ho un figlio con questa malattia genetica rara che siamo riusciti a curarlo bene, ma la gente non sa che per 25 anni io sono stato il presidente dell'Associazione Mondiale, la International Prader-Willi Syndrome Organization, e poi direttore esecutivo. 25 anni io l'ho dedicato alle famiglie sparse per il mondo, disperate. Io rispondevo 6.500 email all'anno, in tutte le lingue, soprattutto mamme disperate, dall'Afghanistan al Guatemala, e questo mi ha gratificato moltissimo. Adesso mi sono ritirato e ho lasciato da un anno ho lasciato il posto ai più giovani e Hai cambiato ruolo. Adesso Adesso raccogli fondi, sì, portando l'allegria. sì, mi seguo i miei nipoti, ho la gioia che il nipote più grande ha 14 anni, è un bravissimo pianista. Oro, che bello. E questo è bello, ecco, così si fa. Beh, c'è un libro che raccoglie questi canti. Dopo la morte di Gianni, tu hai preso in mano questa situazione e l'hai documentata con un libro che, quando l'ho visto, mi pareva impossibile che fosse possibile questa cosa. Raccontaci di questo libro, com'è nato. Io avevo già intenzione di farlo e l'avrei fatto, l'ho anticipato dopo la morte improvvisa di Gianni, perché era l'occasione di fargli un omaggio. E anche perché potevo esprimere liberamente i miei ricordi sotto forma di aneddoti, avendo scritte tutte le musiche, so come sono nate tutte le canzoni, e quindi all'interno si trova la partitura con il testo, partitura con accordi e testo in dialetto, a fronte traduzioni in italiano e aneddoti, che sono importanti per capire come e chi ha avuto l'ispirazione e come è nata la canzone. Ecco, il libro
Questo e lo trovate nei concerti. E nei concerti, sì, Ecco, perché la quindi gente vuole comprarlo da me. sì, sì, serve insomma la dedica e il racconto. Grazie Giorgio, grazie Prego. davvero tanto, ma più che per l'intervista, per quello che sei. Grazie. Grazie, grazie.